Il suo compito era lavarli, vestirli, ma mentre lo faceva non tralasciava di vessarli fisicamente e insultarli anche pesantemente. Nei guai un 45enne operatore sociosanitario, un OS, che lavora all'interno di una struttura pubblica accreditata di Montecchio Precalcino. Le vittime delle sue angherie persone con gravi disabilità psichiche, ospite del centro. La squadra mobile di Vicenza, allertata da alcune segnalazioni arrivate all'interno della struttura, ha monitorato per 6 mesi la sua attività, filmando le sue azioni con intercettazioni ambientali, riuscendo a ricostruire diversi episodi. Gli episodi che sono contestati riguardano sia maltrattamenti fisici, quindi schiaffi, percosse lievi e maltrattamenti di natura psicologica. In più, oltre all'attività di intercettazione, si è aggiunta anche un'attività di altra natura, ricostruttiva, delle vicende che riguardavano la situazione di questi pazienti. Operatore sanitario che già aveva lavorato in altre strutture sul territorio vicentino. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto nei confronti dell'uomo la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e il divieto per 12 mesi dell'esercizio della professione di operatore sanitario. La stessa struttura dove l'operatore lavorava, assunto da un paio d'anni, aveva nel frattempo sottoposto il 45enne OS a provvedimento disciplinare